La parola adesso alla dottoressa Ilaria Montis, quindi Luna nel pozzo, considerazioni archeologiche e di metodo sull'apporto dell'astronomia alla ricostruzione del passato. Grazie. Grazie a tutti, faccio una brevissima introduzione. Ci tenevo appunto che fosse trasmesso prima il video di Manuel, giusto per spiegare un po' meglio questi moti della Luna, che sicuramente avrete capito che sono molto complessi, giusto? Molto complessi da osservare. Io come sapete sono archeologa. Da una decina d'anni mi occupo di divulgazione e anche da una decina d'anni che ho iniziato a interessarmi di archeoastronomia. Questo non vuol dire che io in prima persona mi metta a misurare gli orientamenti, i modi eccetera, ma sicuramente, come dico sempre, con un po' di impegno chiunque abbia fatto le scuole normali che fanno tutti è in grado di leggere uno di questi articoli di archeastronomia per capire come sono orientati i monumenti antichi. Quindi una decina d'anni fa ho iniziato a leggermi un po' di bibliografia disponibile, che in realtà è veramente tantissima. Perché? Perché mi sono resa conto di una cosa che spesso non è abbastanza evidenziata nella nostra cultura, ma in primis, lo ammetto tranquillamente, anche nella nostra formazione di archeologia, ovvero l'importanza che l'osservazione del cielo aveva per l'uomo antico. Ma non per l'uomo antico i greci e i romani, ok? Per l'uomo antico parliamo fin dal Paleolitico, ok? Fin dal Paleolitico. Ovviamente gli esseri umani guardavano il cielo per tanto tempo, il cielo era molto buio e questo guardare il cielo non solo serviva loro giustamente per scopi pratici, ma ancora di più nutriva quel sentimento che contraddistingue l'essere umano, ovvero questo anelito a fare parte di un cosmo più ampio e anche di spiegare in qualche modo questo rapporto, ok? Vi dico questo come premessa, poi di premesse ne farò varie perché c'è bisogno. Per cui io dico sempre, chi ha partecipato a qualche mio incontro lo sa, non è strano che nell'età del bronzo o nell'età del ferro si conoscessero queste cose. Certo, ovviamente il Tempio di Santa Cristina, così come tutti i monumenti nuragici o comunque i monumenti antichi che hanno anche delle valenze astronomiche, sicuramente è un'opera straordinaria, eccezionale, nessuno questo lo vuole sminuire, ma quello che a la maggior parte della gente fa un po' strano, perdonatemi l'espressione, è che avessero queste conoscenze. In realtà non è affatto strano, visto che gli esseri umani osservavano il cielo e si tramandavano queste conoscenze da decine di migliaia di anni, probabilmente, ok? Ci sono infatti, comunque adesso chiudo qui, se no non ce la farò mai in 3/4 d'ora a dirvi tutto. Se cercate un po' di bibliografia ci sono anche tanti articoli che parlano addirittura del Paleolitico, sicuramente del Neolitico in straabbondanza, quindi qua ormai siamo tra l'età del bronzo e l'età del ferro, per cui ci mancherebbe altro che i nuragici non conoscessero il ciclo lunare, ok? Allora, ho voluto fare questo intervento, non farò rivelazioni eclatanti, ma quindi nessuna nuova scoperta, niente di misterioso, ma ci tengo a fare un po' di ordine e un po' di chiarezza per far capire che in realtà spesso non ci si capisce perché si parla un linguaggio diverso, ma basta un piccolo sforzo comunque per unire tutti i puntini, ok? Quindi quello che farò chiaramente non è dimostrare che Lebel fa ragione oppure gli archeologi hanno torto, eccetera, ma far capire che in realtà se si guardano le cose
Da diverse prospettive si danno ovviamente letture diverse. La cosa importante, cioè è bello guardare le cose da diverse prospettive e questo è un arricchimento. L'importante è non guardarle col paraocchi, ok? Perché se io la guardo dalla mia prospettiva col paraocchi vedrò solo quella. Se invece allargo l'orizzonte e magari mi muovo in questo orizzonte, incomincio ad avere più spunti anche interpretativi. Quindi personalmente, come archeologi, come storici del passato, non possiamo permetterci di tralasciare nessun dato, nessuna possibile informazione sul passato stesso per la sua ricostruzione, perché già abbiamo dati frammentari, incompleti, a volte non pubblicati, monumenti non scavati, eccetera, non abbiamo le fonti scritte, questo e l'altro, quindi non possiamo assolutamente permetterci di tralasciare nessuna informazione. Ok? Quindi andiamo avanti. Ok. Allora, quindi di cosa parleremo? Sì, parlerò di Santa Cristina, ma quello che voglio fare chiaramente da archeologa è un discorso archeologico, ok? Quindi per far capire come in realtà si possa integrare la lettura archeologica che normalmente si dà con i dati che appunto possiamo ricavare dalle pubblicazioni. In questo caso Santa Cristina è un esempio, ma parleremo anche di altri pozzi sacri, perché noi chiaramente ci basiamo come archeologi sulla comparazione tra i vari monumenti qua per ricostruire quello che manca, e quindi insomma faremo un po' una rassegna anche di cosa abbiamo a disposizione, perché come non so se è già stato detto stamattina, comunque come molti di voi sicuramente già sanno, abbiamo in realtà pochi dati su Santa Cristina, quindi vediamo bene quali sono questi dati e come possiamo costruire un quadro unitario. Allora, ho voluto mettere la foto di Manuel del 12 gennaio, appunto nel filmato si è spiegato che il 12 gennaio di quest'anno è stato il momento culminante appunto di questa fase dell'unistizio, quindi anche se la Luna si può osservare più o meno alla stessa altezza e con poca differenza, è stata osservata il mese prima e si osserverà anche a febbraio con poca differenza, comunque in realtà il giorno culminante è stato quello. Nonostante ci fossero molte nuvole, chi c'era lo sa, Manuel appunto disponendo di un'attrezzatura fotografica professionale è riuscito a prendere delle foto, chiaramente con un'esposizione lunga. Non aspettatevi, chiaramente la luce della luna è molto tenue, ma ho voluto mettere questa foto per due motivi, sia a prova di scettico, nel senso, infatti dico sempre, alla Luna interessa poco se voi credete o non credete alla teoria di Leboeuf, perché comunque il fatto che la luce lunare arrivi in fondo all'acqua si è potuto osservare tante volte, insomma, per chi ha partecipato a questi eventi che sono stati organizzati e insomma le campagne di misurazione che sono state fatte già da parecchi anni. Quindi la foto più che altro per dirvi che in realtà questo è un dato oggettivo. Avete visto dal filmato precedente quanto è complesso questo ciclo della Luna. Quindi è vero che la Luna rimane comunque a una certa altezza per diversi mesi, eccetera, ma per chi conosce il pozzo di Santa Cristina sa benissimo che l'apertura in alto, poi lo vedremo meglio tra poco, è molto stretta. Per cui questo è un fatto oggettivo, ma allo stesso tempo, poi come vedremo meglio anche dopo, è molto difficile considerarlo un fatto casuale, ok? Nonostante in questo caso non abbiamo un'ampia statistica che possa ulteriormente supportare questo, ma in ogni caso è molto improbabile, lo vedremo meglio, considerarlo un fatto casuale. Eppure accade, quindi una spiegazione gliela dobbiamo dare. Ed essendo un momento così particolare e così raro e così intriso di simbolismo e importanza religiosa, presumibilmente,
chiaramente il fatto che sia una casualità è ancora minore, ok? Quindi chiaramente io qui non mi metto di nuovo a ridimostrare gli angoli, eccetera, non è il mio mestiere, ma vi dico questo evento accade, è stato misurato, è stato studiato ed è, quindi lo consideriamo per il momento un fatto oggettivo, ok? La seconda premessa è che l'archeologia si basa su dati materiali, questa è un'ovvietà, ma forse non tutti lo sanno. Quindi ogni argomentazione archeologica deve comunque avere una base sui dati materiali. Poi certo quei dati materiali li dobbiamo interpretare e già qui ci si possono dare diverse interpretazioni. Poi su quei dati materiali si possono costruire ipotesi per recuperare quello che i dati materiali non ci dicono, quindi le lacune che noi abbiamo. Quindi a partire da solide basi materiali costruiamo ipotesi. Le ipotesi possono restare anche delle ipotesi diverse per uno stesso fenomeno. Per esempio dopo vedremo quali sono le ipotesi per la copertura dei pozzi sacri. Possono anche rimanere valide anche ipotesi diverse finché non interviene un qualcosa, una nuova scoperta, una revisione, un nuovo studio, un qualcosa che ci permette veramente di scartarne una o più. Ok? Quindi questo è molto importante. Chiaramente poi ognuno propenderà in base alle proprie convinzioni, alle proprie preferenze, ma la cosa importante è che le ipotesi stiano in piedi, quindi abbiano delle basi materiali, ok? Tengo a fare queste premesse perché devono essere chiare queste cose. La terza premessa è che ovviamente, come vi dicevo poco fa, ogni ipotesi deve comprendere tutti gli elementi in nostro possesso, ok? Non posso dire, come non faccio nomi, disse qualcuno qualche anno fa, ah, ma a me non me ne frega niente di cosa dice l'archeologia perché tanto io leggo gli scrittori antichi e quindi mi baso su quello. No, perché se gli scrittori antichi dicono una cosa e l'archeologia apparentemente ne dice un'altra, allora bisogna capire. Sicuramente l'archeologia cioè i dati archeologici possono essere interpretati in tanti modi, ma le testimonianze materiali non mentono, perché quelle sono. Quindi se qualcosa è in contrasto con altre fonti documentarie di altro tipo, di un'altra classe, vuol dire che un qualcosa nell'interpretazione è sbagliato o in uno o nell'altro, se parlano di uno stesso fenomeno, ok? Spero che fin qua sia chiaro. Quindi se i dati si contraddicono, la contraddizione è solo apparente, vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che non stiamo capendo. Quindi bisogna sforzarsi di costruire un quadro che invece funzioni, ovvero dove tutti i pezzi del puzzle possono essere tranquillamente incastrati. Non posso dire, ah no, questo è un pezzo del puzzle astronomico, quindi lo lancio perché non mi piace, ok? O perché non lo capisco. Questo è inaccettabile. Quindi, se io ho dei dati oggettivi, in qualche modo nel quadro li dovrò integrare. E questo diciamo che è un dovere morale per quanto mi riguarda. Poi qui molto velocemente una slide sul discorso di Santa Cristina come osservatorio lunare, e ho voluto dare proprio questo titolo della slide per chiarire un altro dei grandi equivoci che hanno contribuito a creare incomprensioni, fraintendimenti, polemiche, eccetera, eccetera. Allora, il termine osservatorio spesso si utilizza in archeoastronomia, si utilizza appunto osservatorio astronomico, osservatorio solare, osservatorio lunare, ma cosa si intende veramente con questo termine? Chiaramente non intendiamo come un osservatorio astronomico in senso moderno, quindi per finalità scientifiche per esempio, ok? Intendiamo semplicemente che ci sono delle caratteristiche che sono state misurate, quindi degli orientamenti, per esempio, o degli indicatori. Nel megalitismo abbiamo degli indicatori che possono essere anche dei semplici menhir, piazzati in un certo modo, ok?
questi indicatori permettono di agevolare l'osservazione degli astri, ma in che senso? Nel senso che tramite il loro collocamento si mettevano dei punti di riferimento. Ovviamente questo poteva essere fatto solo da persone che avevano già una certa consapevolezza di cosa stavano guardando. Uno dice ok, ma allora che cosa gli serviva se lo sapevano già? Gli serviva perché erano facilitati nelle loro finalità, quindi mettiamo degli indicatori, così io guardando gli astri e guardando l'indicatore posso vedere con un colpo d'occhio, ovviamente in modo anche abbastanza approssimativo a volte molto preciso, come nel caso di Santa Cristina, quanto manca magari all'evento astronomico importante, che può essere, ovviamente sono vari gli eventi astronomici importanti, perché non dimentichiamoci che scandiscono le stagioni e quindi anche la vita quotidiana, ma allo stesso tempo erano anche associati alla religiosità antica, erano delle cose strettamente interrelate. A noi ci viene così difficile capire la mentalità antica perché noi siamo i primi nella storia dell'umanità da decine di migliaia di anni che abbiamo separato tutto e viviamo la nostra vita a compartimenti stagni, ma diciamo che è una cosa molto recente, anche se per noi è la normalità. Ok? Per cui chiaramente il tempo stesso è un'astrazione che l'uomo è stato capace di elaborare concettualmente facendo cosa? Guardando il cielo, altrimenti non avrebbe potuto assolutamente elaborare la nozione del tempo. Capite quindi come le due cose sono strettamente interrelate. Quindi osservatorio significa questo, osservatorio significa che semplicemente si potevano compiere delle osservazioni, ma non vuol dire che quindi, che so, il circolo megalitico o il tempio fosse fatto solo per osservare. No, ovviamente aveva anche la sua valenza religiosa, ok? Quindi questo è il caso di Santa Cristina. A me mi è capitato di dire, ah no, non era un osservatorio perché i templi a Pozzi erano templi. Grazie. Cioè, chiaramente finché rimaniamo lì non facciamo nessun passo avanti rispetto a capire questo monumento. Assolutamente una cosa non esclude l'altra. Allora, velocemente, non so se ne avete parlato anche stamattina, quindi vado in fretta. La prima intuizione che la camera del pozzo di Santa Cristina potesse avere a che fare con l'osservazione appunto del momento dell'unistizio maggiore è precisamente quel discorso che abbiamo visto dalla foto, ovvero che il raggio lunare, attenzione, non la luna, perché anche questo è un altro fraintendimento grosso che si è creato, diciamo, dalla vulgata un po' popolaresca di questo fatto, anche sicuramente influenzata da alcune tradizioni sarde, quindi la luna si specchia nel pozzo, quindi la gente si aspetta di vedere la luna piena lì nell'acqua. Assolutamente non è così. È il raggio della luna che entra non dalla scala ma dalla fessura, dal foro dell'oculus, quindi dalla cima, che entra dentro la camera andando, vedete, il fascio lunare che va a toccare proprio l'angolo della camera e quindi poi a infrangersi nell'acqua. Quindi l'intuizione che potesse essere così risale già agli anni 70, quindi nonostante poi le critiche che sono state fatte successivamente a questi primi studi, in realtà, su cui ovviamente non entro nel merito, però in realtà l'intuizione era corretta e quindi poi è stata anche confermata dagli studi successivi. È chiaro che in tutto ciò lo studio del professor Leboeuf ha un posto particolare perché va oltre questa semplice constatazione, andando a rilevare che il sistema in realtà poteva essere molto più complesso e costituito da una vera e propria scala graduata, costituita proprio dai filari che costituiscono la camera del pozzo. E in particolare questa ipotesi è nata dalla... c'ha la lucina questo, quindi la lucina che mi avvicino. Ok, è nata dall'osservazione, vedete, di questo filare che è più alto degli altri, precisamente di 1,5. Quindi
Lebeuf ha avuto l'intuizione che questo filare indicasse l'unistizio medio. Ed effettivamente è così, è stato misurato, è stato osservato. Io ho la fortuna di averlo visto nel 2021 in occasione dell'unistizio medio e questo 12 gennaio, quindi sono anche, diciamo, una testimone oculare di questo. Quindi in base a questo poi lui fa tutta una serie di considerazioni che vanno anche molto oltre, ok? Per cui questa è un po' la storia del discorso astronomico su Santa Cristina. Ma che cosa possiamo dire rispetto ad altri rapporti e quali sono i motivi per cui, diciamo, c'è questa incomunicabilità, ok? Che spero si possa superare comunque perché è molto veloce la cosa, insomma, basta usare le giuste parole e capire come integrare i dati. Allora, qui vado molto veloce perché avevo fatto anche ovviamente un'introduzione sui pozzi sacri. Io ci tengo sempre vedete che il culto dell'acqua l'ho messo tra virgolette perché è un'espressione che io personalmente detesto perché la trovo assolutamente fuorviante. Chiaramente è comoda perché è diciamo un'etichetta che ci permette di definire un fenomeno religioso, però che soprattutto all'ascoltatore, diciamo al grande pubblico, fa sorgere un equivoco, cioè fa pensare che noi siamo convinti che i nuragici adorassero l'acqua in quanto tale. In realtà di questo non abbiamo alcuna prova. È vero che questi templi sono incentrati sull'acqua, ma la divinità adorata può essere, per esempio come pensava lo stesso Dili, una divinità femminile, che magari si manifesta anche attraverso l'acqua, oppure la sacralità dell'acqua può essere un mezzo rituale. Ok? Quindi diciamo che ci sono tante ipotesi aperte su questo, però chiaramente sui pozzi adesso ne dobbiamo parlare un attimo, vado un po' veloce, diciamo voglio mettere in evidenza alcuni elementi dei pozzi sacri per poi riprendere ad analizzare Santa Cristina rispetto a come si conserva oggi e a come si può ipotizzare che fosse, per capire se in realtà c'è qualcosa che osta al tipo di interpretazione archeologica, ok? Quindi qui chiaramente ci sono diverse tipologie di pozzi sacri perché diciamo che i nuragici erano un po' allergici alla standardizzazione, quindi in realtà noi abbiamo questa deformazione mentale di dividere tutto in tipologie per fare un po' di ordine nella documentazione, ma ci dobbiamo ricordare che tutte queste distinzioni sono assolutamente convenzionali. Quindi in tutto questo caos di monumenti in cui non ce n'è veramente uno uguale all'altro, noi cerchiamo di individuare quali sono i punti in comune. Quindi qui ovviamente esistono pozzi senza vestibolo, esistono pozzi senza scale e così via discorrendo, ma ho voluto mettere in evidenza i tre elementi che più ci aiutano in questo discorso, cioè il vestibolo rettangolare d'accesso, il vestibolo rettangolare, la scala d'accesso e la camera circolare. Quindi vi ho messo questa immagine di fontana coperta di Ballao perché vi fa vedere sia la scala, vedete la camera a cupola e il vestibolo rettangolare davanti con la scala. E questo chiaramente è il pozzo come si presentava alla fine dei primi scavi che sono stati fatti, quindi chiaramente questo sembrerebbe una forma a cupola, ma in realtà è perché il monumento non è conservato completamente. Apro una parentesi, ma forse lo sapete già, non esiste neanche un pozzo sacro che sia completamente conservato. Spesso si cita appunto la fonte di Suttempieso, che avevo messo anche in questa figura, in quanto è l'unica che ha un elevato sufficientemente conservato da far capire meglio come erano fatte, come potevano essere fatte le coperture, perché poi non è neanche detto che tutte fossero così ovviamente, ma ricordiamoci che Suttempiesu è una fonte, non è un pozzo. Vi dicevo, spesso Suttempiesu è utilizzato in maniera esemplificativa, ma anche questo lo dobbiamo prendere un pochino con le pinze perché è un po', diciamo, rispetto ai pozzi sacri, è un po' miniaturizzato Suttempiesu per alcuni aspetti, ok? Quindi non può essere considerato
non si può prendere pari pari sul tempietto come spesso viene fatto per ipotizzare la copertura dei pozzi sacri, ma comunque chiaramente è molto utile. Quello che è utile soprattutto è questo concio, che vedete è il concio apicale, perché è utile perché è stato trovato anche in altri pozzi sacri in tutta la Sardegna, quindi nonostante noi non abbiamo la copertura integra, però in diversi pozzi, tra cui Serrani ed Assorso, Santa Vittoria di Serri, a Perfugas, a Nulvi, è stato, a Teti anche se non sbaglio, è stato ritrovato questo concio apicale, per cui pur non essendo centinaia di conci apicali ritrovati, però essendo distribuiti in tutta la Sardegna, i monumenti che sono anche diversi per diverse caratteristiche tra di loro, ci fa capire che questo era un elemento costante. In aggiunta a questo ci sono anche diversi conci particolari fatti proprio a forma di spiovente, a sezione ovviamente da un lato dall'altro di spiovente, che si possono vedere in molti siti. Per esempio se andate al pozzo sacro di Irru a Nulvi ne vedete tantissimi, tanti là ovviamente non sono più in opera, però fanno capire che comunque c'erano questi conci nella copertura. Poi vi ho messo due foto di Ispiro e di Villapuzzo perché secondo me penso che sia insomma più conservato dal punto di vista degli elevati, è sicuramente quello più utile per capire come erano fatti i pozzi sacri. Non solo, ma presenta anche un elemento che nella maggior parte dei pozzi non è conservato, ovvero la famosa sovrastruttura, che è questa qui, di cui parleremo fra poco. Allora, qua vediamo ovviamente le ali del vestibolo, che dobbiamo immaginarci le più alte, e quindi poi probabilmente coperte da uno spiovente. È uno dei pochi pozzi che conserva intatto, insomma non è proprio intatto, quasi, il prospetto anche in elevato, quindi vedete che sul fondo del vestibolo abbiamo un prospetto verticale con un'architrave e immediatamente sotto l'architrave cosa inizia? La famosa scala rovesciata che troviamo quasi in tutti i pozzi e che troviamo ovviamente anche a Santa Cristina. Tra l'altro, insomma, ci siamo state da poco, come vedete dalla foto, a dicembre. Sono recentissimi questi scavi dell'anno scorso in cui hanno messo in luce tutto il lastricato pavimentale. Se voi vedete delle vecchie foto di Spiros, la terra arrivava più o meno qua, per cui tutta la percezione del monumento era completamente diversa che da ora. Ok? Questa è una foto di Bibi Pinna che ringrazio, vedete qui ancora il lastricato non è in luce, però con questa visione dall'alto si capisce bene anche la mole del monumento, ma soprattutto notatelo bene anche un'altra cosa molto interessante, vedete che il monumento è posizionato in un lieve pendio. Questo ugualmente è molto interessante. Qua non ho messo la sezione, ma forse non è successivo. Poi vabbè, la scala d'accesso adesso non ci dilunghiamo. Qua ve ne ho messo tre: Santa Vittoria di Serri a sinistra, Tattino al centro e Santa Cristina. Qua vi ho messo appunto la foto, sia guardatela bene questa scala di Santa Cristina perché è un po' diversa dalle altre, è più monumentale. Come sappiamo, come diremo anche fra poco, poi i primi gradini sono stati ricostruiti dal restauro di Azzeni. Andiamo avanti abbastanza velocemente. La camera circolare, qua tra parentesi il pozzo di Sant'Anastasia a Sardara, con anche qua il foro apicale che sembra appunto, così si accorse Caramelli fin dai primi scavi, che questo foro praticamente attraversava anche il pavimento del vano superiore che ci doveva essere sopra il pozzo. Infatti poi dopo vi farò, questa era una slide che mi ero dimenticata di cancellare, e questa è una slide lo stesso interessante, e iniziamo a venire appunto a quello che vi stavo dicendo di Sant'Anastasia. Già Caramelli si accorge che c'è
appunto questo foro che viene notato anche a Santa Cristina e anche al Satesta di Olbia. E addirittura lo stesso Ercole Contu comunque ci dice che in questi 3 pozzi c'era una sorta di ghiera alla sommità, quindi sovrapposta alla cupola del pozzo, ok? Qui abbiamo sempre i spirolis che stavamo vedendo poco fa. Questa è una foto che ho fatto io nel 2018 in un momento in cui l'acqua era pulita, non sempre così limpida, e quindi anche grazie all'orario si può vedere bene il riflesso nell'acqua. Chiaramente la scala era parzialmente invasa dall'acqua, quindi non sono andata a farmi il bagno dentro il pozzo, ma si vede, quindi non è che sono entrata dentro per fotografarlo, però dal riflesso dell'acqua si vede questo foro che non è nient'altro che questo, ok? Quindi qui vedete che è molto ben conservata la struttura soprastante, praticamente manca solo la copertura. Ciò nonostante il pavimento è conservato benissimo, l'unica pietra che manca, guarda caso, è proprio qua, un po' strano, giusto? Quindi questa cosa già di per sé dovrebbe fare un attimino riflettere. Puoi spiegarlo meglio, Ilaria, che è molto interessante questo. Cioè, manca la pietra? Lo vedete che qua c'è un buco? Sì. Ecco, questo buco è lo stesso di questo, ok? L'avete capito tutti questo? È lo stesso pozzo, questo è visto da dentro, per cui c'è la camera del pozzo, ovviamente a forma di cupola, scusate non vi ho messo la sezione, con questo foro alla sommità. Il foro praticamente lo vediamo da sopra qui. Questa qui è la sovrastruttura, aspettate che ve la faccio rivedere, ecco, è questa, ok? Che sta sopra, quindi vedete quanto è imponente, no? Questa mole, quindi c'è tutto il pavimento di questa camera che è perfettamente conservato. No, scusate, sto sbagliando direzione. Quindi scusa, è il foro su un pavimento intermedio tra il fondo del pozzo e la sommità? Così? No, allora questo pavimento sta sopra la Tolos, Ok. ok? Ed è il pavimento di questo vano soprastante, Ok. che come vedete è un vano cieco. Sì. Quindi apro anche una parentesi, Sì. questi vani sono osservabili in pochissimi pozzi, tra cui quelli dove li possiamo osservare meglio sono gli Spirolis e Satesta di Olbia. Ok. In entrambi i casi abbiamo l'elevato Sì. di questa camera soprastante che è conservato discretamente e sono perfettamente ciechi, quindi erano dei vani dove non si poteva entrare comunque se c'era una copertura, anzi se c'era una copertura vengono anche dei dubbi su come l'abbiano chiusa non potendo entrare all'interno. Bravissimo. Quindi questo è uno dei motivi, iniziamo a mettere qualche puntino, è uno dei motivi per cui io personalmente non penso che fossero completamente coperti questi vani, ok? Perfetto. Però è interessante che proprio in corrispondenza, vedete, è decentrato rispetto al centro di questa camera, perché per la sua forma, poi ti faccio parlare, ma appunto il foro cosiddetto apicale apicale della Toros viene foto di lasciato sinistra è libero, non sottosopra. c'è nessun tappo in questo caso, Ah, ecco. ok? Dimmi pure. Scusami, la foto di sinistra è sottosopra, quindi stiamo guardando verso No, l'alto. la foto di Riflesso. sinistra l'ho fatta io da sopra la scala, sono si arrivata fino riflette all'inizio nell'acqua. dell'acqua Ok. e ho fatto la foto al pozzo. Sì, Questo sì, è il riflesso, Ok, perché ok. ovviamente era estate, il sole era alto, quindi il sole chiaramente entrava dentro dal foro, non perché ci fosse chissà quale orientamento, ma perché era estate ed era alto. E quindi illuminando tutto quanto si vede il riflesso di questo buco. Grazie. Mi piace questa foto perché è molto esemplificativa, insomma, e non sempre si riesce a fare perché magari se ci vai di sera è tutta nera l'acqua e non ti esce, ok? Grazie. Quindi sicuramente mettendole a fianco è molto esemplificativo, ecco. Qua invece abbiamo uno dei pochissimi casi in cui invece c'è una bella pietra sopra in questo pozzo. Questo pozzo è su Bresoni di Cardedu
ed è un pozzo eccezionale, sicuramente uno dei più interessanti di tutta la Sardegna, che è stato scavato ben poco, è piuttosto marino, poi adesso vi farò vedere le altre foto, ma che è interessantissimo perché è uno dei pochissimi che ha la cupola intatta e anche con una pietra sopra, come vedete, però c'è la cupola e la pietra è una pietra piatta, appoggiata sopra. Penso che si veda abbastanza bene, giusto? Amovibile qui. Come si chiama? Non lo sappiamo perché sopra c'è una bella foresta da togliere, poi forse lo scopriremo quando... Dimmi. Allora, in riferimento alle foto precedenti, si è parlato di un pavimento intatto e di un foro, quindi Sì. quel foro essendo anche inaccessibile perché era in un'altra camera, giusto? Da quello che ho capito, Sì, era voluto. a mio parere sì. Ok, Questo- l'ipotesi è che fosse Volevo voluto. capire quello Ok, c'era- sì, perché c'è un po' strano intatto, proprio lì non si è conservata la Tra pietra, l'altro una insomma. posizione anche, insomma, decentrata, quindi voluta. Sì, perché è decentrata rispetto alla camera di Sì. sopra, ma rispetto ovviamente alla cupola e al centro, perché è la Certo. cupola che non è perfettamente in asse col vano di sopra, ok? Quella chiara molto rifinita era anche, quello di prima. Allora, torniamo qui a Cardedu. Questo in realtà, quando ho rivisto le foto, ho detto, ma cos'è questa cosa? Ci voglio tornare, penso che sia un pipistrello in realtà, ma anche ingrandendo la foto al massimo non sono riuscita a capire se è un pipistrello o se è una specie di buchino, di cosa nella pietra, ma forse è un pipistrello, a giudicare dalle dimensioni, anche se è un po' strano proprio lì al centro. E badate, questo è uno dei pochissimi casi, ma è interessante però notare come è messa questa pietra. Ci fa capire che comunque non è incastrata al resto del muro. E infatti poi, se guardiamo la sezione, vedete, corrisponde a qua. Chiaramente la sezione ci fa vedere solo la parte interna, in quanto nella parte esterna, come dicevo, c'è la foresta amazzonica, quindi tra macerie e piante veramente non si capisce. Però vi ho voluto far vedere questo pozzo, ve lo rifarò vedere alla fine perché secondo me ci aiuta molto anche a fare alcuni ragionamenti su come poteva essere Santa Cristina prima degli scavi, almeno ci sono delle analogie, ok? Quindi vedete che rispetto che in questo caso la camera del pozzo è totalmente interrata, cioè scusatevi la scala, i gradini non si vedono tranne il primo e poi c'è tutta questo ammasso di terra che bisogna un po' saltare per arrivare in fondo al pozzo, che però chiaramente ha ancora molto da scavare ed è interessantissimo questo pozzo perché come vedete non è intatto il prospetto come quello di Ispirois, però ha una parte del vestibolo, almeno questa parte, con una parete che potrebbe anche proseguire, qua non è stato scavato, c'è proprio un buco, quindi va scavato tutto intorno e anche tutto sopra per capire come è fatta questa parte che racchiude la cupola immediatamente fuori dal terreno, perché praticamente questo qui è il piano di campagna, questo sarebbe visibile qua, ma non è il vero piano di campagna in quanto c'è terra da togliere sia qui che ovviamente tutta questa terra che gli viene addosso ha creato insomma questo buco, ma in realtà sarebbe tutta la terra qua da rimuovere e ovviamente anche intorno. Ma come vedete qui ci sono anche tante macerie, tanti crolli. Ok, questo è l'interno. E qui appunto continuiamo a parlare del problema della sovrastruttura. Vi ho rimesso le foto così non dovevo fare avanti e indietro. E da questa immagine, come stavamo dicendo poco fa, ma non mi dilungo adesso perché tanto ne ho già parlato prima, si capisce proprio come, anche se scusatemi se non vi ho messo la sezione di questo, come qua praticamente finisca la camera del pozzo, che quindi è, siccome la scala scende, come avete visto la foto di prima, la camera del pozzo è quasi completamente ipogeica, cioè sotterranea, ma l'ultima parte
esce un po' fuori da terra, viene circondata dalla muratura di questa sovrastruttura, poi c'è il pavimento e poi c'è il muro che si può vedere qui. Ok? Andiamo avanti e qui abbiamo due possibili ricostruzioni di pozzi sacri che faranno sorridere in molti, ma in realtà a me mi fanno sorridere entrambe, ma si può prendere il buono da ognuna di queste. Allora, qui a destra abbiamo una ricostruzione che normalmente oggi ha, una ricostruzione fantasiosa. In realtà qualcosa è fantasioso, qualcosa meno, perché comunque Taramelli, per quanto è vissuto all'inizio del secolo, era un grandissimo studioso e anche con delle intuizioni molto interessanti. Infatti Taramelli, nello scavo del pozzo di Sant'Anastasia, trova tutti questi strani conci, quindi conci ma con appunto queste bozze mammelliformi che secondo Liliu rappresentano il seno della dea, e a noi ci piace anche questa interpretazione, sicuramente da preferire rispetto a un'interpretazione simbolica, da preferire rispetto a quella che le vuole come semplici prese, perché altrimenti ci sarebbero dovute essere in tutte le pietre, cosa che non è. Non solo, ma trova anche questi singolari conci, alcuni li potete vedere ancora oggi esposti all'interno della chiesa di Sant'Anastasia che sta davanti al pozzo, con la rappresentazione dei mensoloni dei nuraghi. Lui capisce che si doveva trattare di conci che stavano in alto nel prospetto del tempio. Non sappiamo come erano messi, sicuramente, probabilmente non era proprio così, perché come abbiamo detto prima è molto probabile invece la copertura spiovente per il vestibolo, ma che questi conci fossero in alto è un'intuizione invece corretta. Come possiamo vedere, per esempio, un confronto che possiamo fare è quello con il tempio circolare di Gremanu, dove il focolare, il prospetto del focolare sacro scavato da Moriosilia Fadda ci fa vedere appunto un'alternanza di conci lavorati con diversi tipi di pietre e coronati da questa fila di pietre configurate a mensoloni molto simili a questo, e quindi riproduce simbolicamente i mensoloni nel murale. Quindi probabilmente qua per me sarebbe più probabile lo spiovente, però non mi dispiace né come ha messo questi conci né quest'idea di questo foro alla sommità, perché giustamente Taramelli dice, beh, se si sono presi la briga di lasciare questo foro, di fare una ghiera nella camera superiore, evidentemente era per lasciare questo foro aperto. Quindi siccome c'era una camera superiore, perché lui ne trova i resti, probabilmente la camera superiore era aperta e quindi lui ci dà questa restituzione. Ok? Qui invece abbiamo la restituzione del pozzo di Santa Vittoria di Serri, che un po' esemplifica quello che molti archeologi pensano essere stata la cupola, la copertura delle cupole che stavano diciamo nella parte esterna della camera dei pozzi sacri. Quindi una cupoletta chiusa, vedete, completamente chiusa. Questo è come si conserva oggi il pozzo di Santa Vittoria. Il foro apicale è stato trovato, quindi sappiamo che probabilmente il vestibolo aveva questa copertura spiovente, però in realtà sulla copertura di questo sappiamo abbastanza poco. In verità, nell'area della cosiddetta Capanna del Capo, che Taramelli l'aveva chiamata così, oggi per fortuna c'è scritto Tempio in Antis, se andate al sito di Santa Vittoria, vedrete che posizionati fuori da questo tempietto ci sono in realtà dei conci di copertura che sono curvilinei, quindi sono dei conci che a mio parere andavano a configurare un tipo di copertura del genere. Per chi non lo conoscesse, questo tempio in Antis qua praticamente ha un vestibolo rettangolare e una camera circolare, quindi una forma diciamo grossolanamente simile a quella del pozzo, ok? Vi dicevo, quindi
sia lì che in altri siti sono stati trovati dei conci che potrebbero far pensare a coperture del genere. Però chi ci dice che fossero chiuse completamente, tappate fino alla fine? Ecco, su questo in realtà non c'è nessun dato incontrovertibile. Quindi qua ve li ho voluti mettere entrambi, ma in realtà da quel poco che vi ho detto, come potete capire, ne potremmo fare almeno 3 o 4 di ipotesi differenti per cercare di mettere insieme tutti questi pezzi. Andiamo avanti, qua traiamo un attimino le conclusioni, quindi ogni pozzo sicuramente presenta delle soluzioni specifiche diverse, su questo siamo tutti d'accordo, e quindi non possiamo avere in questo momento una risposta definitiva che vada a descrivere in modo generalizzato quella di tutti i pozzi sacri, tale da poterlo utilizzare come dato certo in relazione a siti dove non abbiamo queste parti conservate. Ok? Questa è una conclusione che non può essere in alcun modo smentita, mi dispiace, ma effettivamente è proprio così. Ora cerco di andare velocemente su Santa Cristina, ma ci 1800, tengo... 856. Sì, 800, scusate, ovviamente è un refuso, grazie. Certamente 1857, che infatti poi c'è scritto anche in altre slide, ma vabbè, qualcosa sfugge sempre. Ci tengo a farvi vedere tutte le poche, che ormai chi si occupa di Santa Cristina insomma conosce a memoria, rappresentazioni grafiche precedenti di scavi. E poi vedremo anche perché. Allora, qua sembra, perlomeno da quello che è stato dedotto, che la situazione rappresentata dallo Spano, anche quindi 1857, sia precedente a invece una situazione più degradata che troviamo successivamente, adesso tra poco la vediamo. Guardiamo bene questa immagine, ovviamente sono dei rilievi abbastanza schematici o artistici secondo l'uso del tempo, ma possiamo comunque avere delle informazioni interessanti. Qua si vede la serie dei gradini della cosiddetta scala rovesciata e sembra che comunque si vede benissimo il vano del pozzo, ovviamente di forma trapezoidale, e non menziona Spano nel suo articolo strutture fuori dal pozzo. Non ci sono altre rappresentazioni di com'era l'area circostante, ma stringe proprio il disegno all'imboccatura del pozzo. Qua ovviamente il pozzo, non dobbiamo fare l'errore di pensare che questa sia la scala, ovviamente questa è sempre la scala rovesciata, questo è il vano scala pieno di terra come vedete, quindi praticamente ci si doveva probabilmente abbassare anche per entrare all'interno, e Spano ci dice che qua dentro, questa è solo l'ultima parte ovviamente del pozzo, era alto 4 metri, quando oggi che è stato tutto scavato sappiamo che è alto 7 metri. Quindi qua c'era tutto l'interno. Anche da fuori è molto schematico, ma mi interessa molto questa immagine dell'ingresso per capire un po' meglio come potesse essere fatto. Infatti nel 1898 l'immagine successiva è questa e ce lo mostra colmo di macerie, quindi quasi c'è un ingresso probabilmente impraticabile, mentre lo Spano dice che sì, bisognava abbassarsi, ma lui è comunque centrato dentro. Un ingresso impraticabile pieno di macerie. Secondo la tradizione orale è stata messa la dinamite dai cercatori di tesori. Quindi, in base al disegno dello Spano che abbiamo visto a questa foto, si può ipotizzare che questo evento della dinamite ricordato dalla tradizione orale sia avvenuto tra il 1857 e il 1898, quindi in questo lasso di tempo è stato danneggiato l'ingresso del pozzo di Santa Cristina. Infatti il rilievo successivo di Mackenzie 1913 ci fa vedere proprio qua
una situazione con i blocchi, vedete, vengono rappresentati proprio distrutti in sezione. Anche qui però abbiamo la stessa situazione, quindi il pozzo colmo di terra all'interno, ma questo rilievo, anche questo schematico, tutto quello che volete, ma è interessante anche per altre due cose. Primo, ci fa vedere questo avvallamento, anche se qua il disegno si interrompe, però vedete che qui la scala ovviamente non si vede perché qua c'è la terra, quindi qua c'è la scala ovviamente che poi verrà liberata dopo gli scavi, però qui c'è una sorta di avvallamento, mentre questa parte che andava a racchiudere l'area dove si trova la parte terminale della camera era, vedete, circondata di terra. Quindi lui ci disegna in sezione il pendio e ci fa capire, anche da questo disegno, che c'era un avvallamento. C'era un avvallamento, ok? Quindi praticamente si stava qua, qua si entrava dentro e poi in corrispondenza della parte terminale della camera c'era un rialzo del terreno. Questo a mio parere è una cosa che non tutti hanno notato ma che è molto molto interessante. E poi, ultimo, ci fa vedere varie sezioni della parte terminale della camera del pozzo. Quindi vedete è questo, l'ultimo giro, F è questo, mentre questa è la visione dall'alto dell'oculos. Quindi comunque questo oculos era ben visibile sempre e comunque. E non solo, ma chiaramente da questa testimonianza, da quella dello spam e dalle successive, tutti quanti sono assolutamente concordi, nessuno escluso, nel dire che la parte interna della camera del pozzo era integra, è sempre stata integra, non è stata danneggiata nemmeno dalla dinamite e quindi tale così è rimasta fino ai nostri giorni. Questo è molto molto importante per tutto il discorso legato agli studi di Leboeuf, perché chiaramente chi dice ah ma no, è tutto finto, è stato ricostruito, quindi cosa si mette a misurare se è una cosa ricostruita? In realtà la camera, l'interno della camera del pozzo non è stata praticamente toccata, è stata soltanto scavata, quindi è stata rimossa la terra, liberato il fondo appunto fino al fondo. E arriviamo agli scavi azzeni, che faremo molto velocemente perché come sapete purtroppo non sono stati mai pubblicati e purtroppo come sapete il professor Azzeni è morto l'anno scorso, 2 anni fa, comunque di recente, per cui probabilmente rimarranno inediti per sempre. È ancora vivo il direttore dei lavori. Perché? Ho visto anche un tuo articolo dove l'hai intervistato. Quindi comunque ormai diciamo di questi scavi chissà, si sa che c'è una documentazione ma non è stata pubblicata. Quindi questi scavi vedete a varie riprese, ma gli interventi più importanti sono quelli tra il 67 e il 73 e tra il 77 e l'83. In questi anni l'area del pozzo viene scavata, liberata dalla terra all'interno, ma anche intorno probabilmente, e il pozzo viene restaurato e integrato nella parte superiore della scala e del vano scala. E queste sono delle foto molto interessanti dello scavo che ho trovato sul web. Guardate bene cosa si vede, perché è super interessante. Guardate, qua ci sono un sacco di macerie, non c'è una bella spianata piatta come vediamo oggi. Ok, quindi queste macerie a qualcosa dovevano appartenere. Qui vediamo il vano del pozzo, ovviamente è più piccolo all'imboccatura di quello che vediamo oggi per il semplice fatto che siamo più giù. Infatti se oggi andate a Santa Cristina, fate i primi 7 gradini, vedete che sono quelli del restauro e poi iniziano i conci numerati che sono questi, che sono quelli originali.
Quindi qua chiaramente tutta questa roba qui che vedete puntellata è uno spessore murario, ok? È uno spessore murario, vedete anche qua si capisce molto bene e anche qua. E qui parliamo un attimo dell'oculus. Vi ho voluto mettere questa foto che ho fatto io il 12 gennaio, non so se si capisce con questa luce. Si spegnerà un attimo così si vede meglio. Allora vi dicevo, guardate bene la foto perché questa foto l'ho scattata il 12 gennaio notte alle 10 di notte, quando la luna stava iniziando a entrare. La luce lunare stava iniziando a entrare all'interno della camera, infatti se guardate si vedono i primi 3 filari illuminati dalla luce lunare. Che diametro ha? Lo vedete? Sì. Che diametro ha? 30 centimetri. Grazie. Allora, questo è un po' il pomo della discordia, perché chiaramente appunto la teoria lunare non sarebbe corretta se questo oculus fosse stato chiuso, ma come potete vedere, come ci ha fatto vedere anche Mackenzie nel 1913, nessuno l'ha mai visto chiuso questo oculus e nemmeno lo stesso Azzeni, che appunto è stato intervistato a più riprese proprio da Leboeuf quando va a scrivere la sua monografia, non avendo le pubblicazioni, giustamente va a parlarci di persona e quindi riporta una testimonianza. Ora, dato che il libro di Leboeuf è uscito nel 2011, se Leboeuf avesse scritto qualcosa di diverso da quello che Azzeni gli ha detto, penso che avrebbe avuto tutto il tempo di querelarlo, ok? Quindi, siccome sono passati 15 anni e Azzeni è morto l'anno scorso, a mio parere la questione se quello che c'è scritto è vero o falso si conclude. Testimone diretto del fatto che Azzeni disse che è tutto vero. Lo disse. Certo, ma soprattutto Azzeni disse un'altra cosa importante, ovvero che metà, vedete che l'ultimo filare, quindi l'oculus, è composto da 2 pietre che sono perfettamente combacianti. Non solo, ma hanno una sagomatura modanata nel bordo, diversamente dagli altri conci che invece sono tra un filare e l'altro. E di queste 2 pietre combacianti, una è stata ritrovata al suo posto, secondo le dichiarazioni di Azzeni, mentre l'altra è stata ritrovata reimpiegata in un muretto del recinto della chiesa, ma è stata riconosciuta e rimessa in opera. E chiaramente, essendo una pietra precisa, se non fosse quella, cioè non combacerebbe, ok? Quindi che questa struttura non sia stata rifatta in età romana e cose anche che sono state dette sembra abbastanza certo. Cerco di andare un po' più veloce, se no sto un pochettino esagerando con i tempi. Allora, qui abbiamo la monografia di Moravetti che, pensate un po', è uscita nel 2003. Ragazzi, sino al 2003 non esisteva una monografia sul sito importante come Santa Cristina. Cioè il 2003 è l'anno che io mi sono laureata, ok, sono passati un po' di anni, ma dagli anni 60, Neanche il 70, rilievo esisteva. Neanche il rilievo. Neanche il rilievo, sì. Sì. Ma è interessante che nessun archeologo abbia scritto una monografia su Santa Cristina fino al 2003. Evidentemente tutti stavano aspettando che Azzeni pubblicasse i dati, quindi nessuno si è azzardato a farlo prima. Poi ci sono complessi equilibri in queste cose, ora non apriamo questa porta, ma appunto dobbiamo aspettare il 2003 per avere questo libricino, una guida del film, una guida turistica, non è un libro, diciamo, corposo. E la cosa interessante di questo libro che a noi interessa qua ai nostri fini è prima di tutto le teorie astronomiche vengono citate con scherno, senza nemmeno discuterle, e secondariamente come vengono, tra virgolette, confutate, dico tra virgolette perché non è una vera confutazione, in quanto l'affermazione che Moravetti fa è un'affermazione apodittica, cioè lui dice queste teorie sono false perché l'oculus era chiuso,
Poi noi non sappiamo da cosa lui traesse questa certezza che l'oculo sarà chiuso. Fatto sta che comunque da questo momento in poi molti archeologi, non dico tutti perché non è vero che sono tutti, qua abbiamo almeno 3 archeologi che non lo dicono, Oltre Augusto. dicono che con certezza fosse chiuso. Ok? Quindi praticamente lui in questo libro fa un'affermazione senza nessuna dimostrazione e senza nessuna discussione, cosa che ovviamente da un punto di vista metodologico, con tutta l'esperienza che si possa avere, comunque non è, a mio parere, a mio modestissimo corretta. Andiamo avanti. Quindi come la risolviamo questo discorso delle sovrastrutture di Santa Cristina? Così chiudo e lascio la parola ad Augusto. Allora, se siete andati a Santa Cristina sapete benissimo che intorno all'imboccatura del pozzo e intorno all'oculus c'è questo muretto, chiamiamolo così. Qui c'è il temenos, cioè il recinto sacro di forma ellittica, e nelle uniche 11 righe pubblicate da Azzeni nel 1977 questo temenos è citato, quindi ci doveva essere. Chiaramente è stato sollevato perché non è pensabile che si conservasse tutto pari così come lo vediamo oggi, quindi sicuramente è stato restaurato anche questo a mio parere. E poi appunto abbiamo questo muro che dal libro di Moravetti si esprime in questo modo: dell'alzato resta solo il profilo di pianta che peraltro non sembra rispondere al disegno originale. Sto citando testualmente, quindi basta che prendete la guida del filo e vedrete che c'è questa frase. Chiaramente a noi ci lascia un po' perplessi questa situazione perché innanzitutto è molto sottile come muro per essere la base della muratura che ci doveva essere, che segue il profilo della struttura che un tempo c'era, è molto probabile. Tra parentesi, tutte queste pietre che vedete qui, queste, ok? Molti sono conci attivi, vedete? Tutte queste erano pietre che facevano parte degli elevati di questa famosa struttura che oggi non c'è più. Quindi questo bancone, Moravetti dice, bancone probabilmente di epoca successiva, ma non è un bancone, sono pietre che non sono assolutamente ammorzate tra di loro, messe una a fianco all'altra, tutte staccate, e tra l'altro sono pietre sagomate che provenivano da un elevato che aveva una sua logica, ok? Quindi non è sicuramente un sedile questo, ma sono delle pietre che sono state sistemate così, non si sa quando, presumibilmente ai tempi del restauro. Ovviamente è un'ipotesi perché non abbiamo neanche la documentazione del restauro. Quindi cosa dobbiamo ipotizzare che ci fosse qua, in verità? Ve le ricordate le foto che vi ho fatto vedere prima? Le ho messe, ecco, vedete, vi ho messo questa, così si capisce meglio. Cosa c'era qua? Qua c'era lo spessore murario della struttura, ragazzi, non c'era una piazza, a mio parere. Probabilmente c'era tutto lo spessore murario, che è quello che noi vediamo. Ecco, scusate, vi ho messo. Vedete? Sì, è più in basso, ovviamente, perché allora la scala l'hanno sollevata, hanno aggiunto dei gradini. Ma andiamo indietro un attimo di nuovo, vi volevo far vedere giusto il discorso dello spessore murario, poi torniamo su questo. Vedete qui, a mio parere qua c'erano delle macerie, c'erano dei resti di murature che poi nel momento in cui si è deciso di integrare la scala è stato tutto pareggiato a livello dell'imboccatura del pozzo. Ma come abbiamo visto sia dalle foto di scavo
che dal disegno di Mackenzie non era tutto piano il terreno intorno al pozzo, ma c'era una sorta di rialzo in corrispondenza della cupola e un avvallamento in corrispondenza della scala, ok? Quindi questa è una scelta, insomma, per restituire il sito in un certo modo. Su questo poi se ne sarebbe potuto discutere se avessimo tutta la documentazione di cosa è stato fatto, ma è evidente che non era così la situazione. Ora, voglio giusto riflettere un attimino ancora su questo, per questo motivo vi ho messo a confronto di nuovo la sezione di Mackenzie 1913 che ci fa vedere l'irregolarità del terreno, per quanto schematica non credo che se la siano inventata, e tenete conto che qui la terra era da togliere, quindi il dislivello presumibilmente doveva essere ancora maggiore. Qui abbiamo un rilievo che ci fa vedere la parte integrata della scala e in scuro invece le parti originali. Quindi, fin dove arrivava la scala di Santa Cristina in origine? Bella domanda. Purtroppo, probabilmente non lo sapremo mai, ma cosa possiamo fare per capirlo? Prima di tutto guardare gli altri pozzi e guardare fin dove arriva la scala rovesciata originale, sebbene, come abbiamo visto, la dinamite potrebbe averne danneggiato una prima parte, ma se ci ricordiamo il rilievo dello span, basta che contiamo i gradini e alla fine più o meno siamo qui. Quindi non sembra che si siano danneggiati tanto i gradini della scala rovesciata quanto quelli invece della scala per scendere. Quindi vedete qua l'integrazione, e qui praticamente arrivavano i gradini originali. Quindi se il gradino originale arrivava qui, probabilmente andiamo un attimo avanti così capite meglio quello che voglio dire. Qua abbiamo fontana coperta di Ballao. Vedete, abbiamo una situazione simile agli Spirois. Vedete qua dove iniziano, dove c'è il primo gradino, questi sono i resti del muro del vestibolo, è una sezione ovviamente, questo è il primo gradino, e immediatamente sopra il primo gradino inizia il vano scala, con la scala rovesciata parallela alla scala normale e con la camera del pozzo che va a svettare con la cupola fuori dal terreno per l'ultimo tratto. Andiamo ancora avanti e guardate queste altre tre immagini. Questo è sempre Is Pirois, quindi con l'inizio della scala rovesciata praticamente sopra il primo gradino della scala, e questo è il disegno dello spano. Vedete che comunque, insomma, non è così diverso. E questo è il pozzo di Santa Cristina, come abbiamo visto, in corso di scavo. Quindi sicuramente qua, ragazzi, manca qualcosa, ma come vedete qua c'erano tante macerie. Ecco perché gli archeologi sono convinti, giustamente, che ci fosse una struttura sopra il pozzo. Non è che sono tutti pazzi, però bisogna anche vedere com'era questa struttura, e il discorso dell'oculus è un ulteriore passaggio che abbiamo visto. E ritorniamo a Cardede, dove l'ho rimesso di nuovo per non tornare indietro, che sarebbe stato troppo lungo, perché penso che questo pozzo, per quanto ci sono delle differenze, ovviamente non sto dicendo che è uguale, attenzione, però ci può dare l'idea di come si presenta un monumento prima dello scavo, pieno di macerie, un monumento che è stato un po' scavato sommariamente o comunque ne è stato in qualche modo liberato l'accesso, tant'è vero che molti pozzi erano così prima degli scavi, tant'è vero che si pensava che fossero delle prigioni. Infatti questo pozzo si chiama Suvresoni,
ma lo Spano stesso per il pozzo di Santa Cristina ipotizza che fosse stata una prigione. La leggenda di Santa Cristina dice ugualmente che il pozzo era stata la prigione della Santa. Quindi questo per dirvi che erano visti come dei sotterranei. Perché? Perché sopra erano pieni di macerie e andavano in profondità. E quindi questa è la situazione che si può vedere. Se facciamo uno sforzo di immaginazione ci aiuta, anche se è diverso, ripeto, lo sottolineo con l'evidenziatore, ci aiuta a immaginare come poteva essere Santa Cristina circondato di macerie, dietro con una scala intorno, infossato soprattutto rispetto al terreno circostante. Bene, arriviamo alle conclusioni. Quindi non è possibile sapere come fosse fatto superiormente il pozzo di Santa Cristina, ma è molto probabile che, a mio parere, questo sicuramente da approfondire, diciamo l'intuizione che mi è venuta anche abbastanza di recente, che il monumento non fosse completamente ipogeico, ok? Quindi sono diciamo d'accordo con la maggior parte degli archeologi che sostiene che ci fosse una struttura sopra, ma allo stesso tempo sono anche d'accordo con chi dice che il foro fosse lasciato aperto, perché a prescindere da com'era questa struttura possiamo immaginare una soluzione vagamente simile eventualmente a quella immaginata da Taramelli per Sant'Anastasia. Comunque ci sono tutta una serie di combinazioni per cui questi due elementi, sovrastruttura e foro aperto, possono tranquillamente coesistere, nulla osta a questo. E non sarà certo un pozzo o due conservati con la pietra sopra a poter negare questa possibilità, dato che c'è stata tutta una cura per realizzare questo foro, dato che da tutti questo foro è sempre stato visto aperto, e dato che, e qui è dove l'archeoastronomia può aiutarci, anche se abbiamo delle incertezze o comunque rafforzare un certo tipo di visione, è chiaro che data la precisione, ovviamente qua non vi posso riassumere lo studio di Leboeuf che vi invito sicuramente a leggere, ma data la precisione con cui sono stati riscontrati queste caratteristiche, diciamo in armonia col ciclo lunare, questa concezione astronomica per fare in modo che in questo evento così particolare e ciclico, che avviene così raramente, la luce arrivi proprio sul fondo del pozzo. L'indicatore dell'unistizio medio ulteriormente supporta questa visione, quindi diciamo che è molto diverso, cioè che è molto improbabile che questo evento possa essere casuale, per cui sicuramente questo è un ulteriore elemento che dal mio punto di vista di Ilaria Montis mi induce ancora di più a ritenere che questo foro effettivamente fosse aperto. Ok, quindi andiamo ancora avanti con l'ultima conclusione delle conclusioni. Quindi possiamo sicuramente dall'astronomia aggiungere elementi preziosi. Prima di tutto io lo dico sempre questa cosa, anche se molti insomma non ci pensano, l'orientamento astronomico ha a che fare con la progettazione del monumento, perché le fasi di vita di un monumento sono un conto, la progettazione è un altro. Le fasi di vita ci informano sulla sua storia e nel corso della storia magari uno stesso luogo può assumere diversi valori e significati col trascorrere del tempo, può essere riadattato, cambiato, modificato, ma a noi ci deve interessare anche che cosa aveva in testa chi l'ha costruito, perché l'ha costruito così e quale significato originario poteva avere. Quindi, chiaramente, l'astronomia, cioè l'orientamento astronomico lo devi decidere a priori quando lo progetti un monumento, per cui ci informa sull'idea originaria dei costruttori. Quindi, in questo caso, unendo il fatto che archeologicamente non esistono, lo ripeto, lo sottolineo, non esistono prove incontrovertibili che il foro fosse chiuso, unito alla chiara intenzionalità dell'orientamento, chiaramente mostrano il valore del monumento anche da un punto di vista scientifico di storia della scienza, come hanno riconosciuto diversi studiosi. Quindi non soltanto un valore religioso,
ma anche un valore scientifico, perché ci informa non solo di quanto erano avanzate le conoscenze sui moti della Luna, ma anche della volontà di disporre di strumenti atti alla loro osservazione e quindi previsione. Ad esempio, è proprio a questo proposito che Leboeuf ipotizza che il pozzo potesse servire anche per prevedere le eclissi. Ok, quindi chiaramente questo tipo di valenze ci permette di comprendere anche meglio la religiosità antica, per cui per quanto mi riguarda è di assoluta importanza. Grazie a tutti, scusate se